Grazia Deledda, all'età di 17 anni, nell'estate del 1888, tra il mese di luglio e agosto, intercetta una rivista che si chiama L'Ultima Moda, rivista per signorine, di Roma, pubblicata dall'editore Perino, che era arrivato a Roma nei decenni precedenti proprio per fare grandi investimenti nell'editoria. Era un editore poliedrico che pubblicava su tutti i temi e su tutti i campi. Ecco, Grazia Deledda propone a questa rivista L'Ultima Moda, quindi una rivista che presentava, oltre che opere letterarie, anche modelli di vestiario di origine francese o di origine italiana, modelli di moda, diciamo così, quindi si rivolgeva a un target di persone borghesi, di donne borghesi e urbane. Propone due racconti: a luglio Sangue Sardo, il suo primissimo racconto, e ad agosto Remigia Elder. Propone questi due racconti che le vengono immediatamente pubblicati. Questo è l'esordio in quel contesto. Ecco, vedete, certamente era difficile, partendo da una cittadina come Nuoro, iniziare i rapporti con una rivista di Roma, ma al tempo di Grazia Deledda giovane diventava sempre meno difficile, e fa un'altra cosa con questa rivista: stringe rapporti con alcuni elementi importanti della redazione del giornale e dello staff di Edoardo Perino. In questo caso Grazia Deledda intrattiene un rapporto che possiamo documentare attraverso le lettere con Epaminonda Provaglio, che è un nome assurdo, ma in quel frangente diventa amicissimo di Grazia Deledda, con la quale scambia lettere sistematicamente per diversi anni, e Epaminonda Provaglio diventa il suo referente presso Perino e le consente anche di pubblicare col medesimo editore i primi romanzi. Dunque il quadro consente ora, come non aveva consentito mai, l'accesso di una donna provinciale lontana nel mondo dell'editoria, ma a queste condizioni: in quel mondo dell'editoria, in quel pezzettino di mondo dell'editoria, ma ad alta diffusione.